Buongiorno Italia, questo è il mio risveglio. Ho dovuto spostarmi perché si stava allagando tutto. Ah! Mm. Ah. Mm. Mm. Oh, guarda la tisana frufru, attento, guarda, attento. Non so se si vede, aspetta, pian piano. Sì, vedi? Perché alla malva rosa. La tisana della Barbie. No, zanzara di merda! Il bello è l'alcantara che puoi sporcarlo con qualsiasi cosa e basta qualcosa, pulisce e torna nuovo, come fosse una sorta di plastica, è strano. Comunque, quello che volevo dire è che oggi non farò più video, diciamo, tecnici, in quanto dovremmo montare un altro tipo di antifurto ancora e sono cose ovviamente private che non si possono dire, quindi niente. Italia, saluta Mirko ed è nota. Buongiorno. Questa cosa estremamente tipica, però contemporaneamente un po' inusuale, la nebbia a luglio. Ridi sempre, te me pari anche in semenia, però non mi abbandoni mai. Però il rifacimento del portatovagliette 3.0, adesso ne metto un altro anche qua, questo sì, posso farlo vedere. E poi già che c'ero ho cambiato anche questi che erano rotti, qua i vecchi buchi, tutte schifezze fatte dal vecchio proprietario. Ci metterò qualcosa, boh, mi inventerò qualche adesivo, adesso non lo so, vedremo. Guarda che capolavori, cioè vara se si può, domande metti? Allora ragazzi, premesso e ricordato che io ho il massimo rispetto per le religioni perché sono importantissime, un giorno spiegherò perché, anche per chi non ci crede, ma sono contro gli eufemismi. Cosa succede? Traducendo in italiano quello che hanno detto al telegiornale, praticamente hanno detto al telegiornale a tutti che il Papa non riuscì a cagar bene. Ragazzo, qua è ora di alzare le tende, ringrazia Mirko, dica grazie Mirko che ti ha fatto tutte le robette al Singalot. Ragazzi, ricordatevi sempre, quando avete bisogno di qualcosa, i prezzi più modici d'Italia, che sei Mirko. Ciao pesce, dai, ciao. Ragazzo, sono un nostalgico, sono passati 2 anni dalla revisione di Pulmin, ossia dal giorno in cui l'ho comprato e tac, sono ritornato a fare la revisione nello stesso identico punto dove l'avevo fatta quella volta, quindi strana sta roba. Sono volati 2 anni, sono volati. Oh, vedi, a fine telepaticamente al suocero l'aver ascoltato e quindi adesso ne porta in giro in barca. Anche perché godita con un genere così e fa solo che bella figura. Ti vengo a vedere. Stavo tirando i parabordi adesso. Sì. Sì, parabordi. Parabordi. Denota l'acqua caraibica che abbiamo noi qua. Aspetta perché mi linciano, perché qua sono un po' come i macedoni, no? Sai che sono permalosi come il male, quindi bisogna stare attenti a fare queste battute, no? Un po' come una volta i meridionali, adesso ho tantissimi amici del sud che proprio loro dicono sempre siamo terroni qua e là, cioè ci scherzano sopra, no? Però una volta invece se la prendevano. Giretto cacciato in mare, poi Giù nel lì. fiume per vedere gli animali. E sprint al suocero. Non si scherza qua. Ale, siamo sicuri? Non sono abituato a ste robe. Suocero, piano. E se vendica. Che sarà? È il roll bar qua con quelle impronte da quanto che è stretto. Adesso si è calmata. Oddio. Che bello la barca col maggiordomo e il marinaio. Dai, andiamo a vedere cormorano che si suga e barche da sky. Portata qua grigia. Un ristorante.
Sì, perché ragazzi, anche Renato Favaro la barchetta a Ieso, però Renato, cioè, guarda che barchetta in giro, ti la barca a Poretti? Sì, sì, Renato, ora questa, provvedi, no? Ah, Puito, la mamma che guida, hai visto? Hai fatto l'assicurazione, tutte quelle cose là. Ti piace? Sì. Anche se ti abbiamo portato nel fiume e non volevi andare nel fiume? Ma il mare è tutto uguale, poi ti annoi, poi diventi un bambino annoiato, capisci? No, è più bello il mare perché si surfava con la barca. Ah, ma se avevi paura? Vabbè, però dopo la fine. Ah, cioè la mia vita nelle mani dell'Alessia. Tempesta di cocai. Sì, ma se schitano questi sarà 5 kg l'uno. E anche al iottino, porca miseria, abbiamo le televisioni da Sky qua, altro che puntino del mondo che l'ha il materassino del mojito, sti qua gli yacht, sì, tutti gli aironzini col collo fuori, guarda anche quelli marroni, guarda volatili strani, quanti pennuti, armata di uccelli, armata di pennuti, così dopo quando arrivano pesci attaccano tutti insieme, lanciati missili. Vedi che gentili, non gli andiamo neanche addosso, sono proprio gentili. Guarda che la mamma è esperta con i nodi e le cose, vedi? Te sei esperto solo a far dispetti, mentre vedi la mamma che fa le cose. Guarda. No. Opla, e non è neanche caduta in acqua, hai visto? A ombra e all'ombra. Chi è sfigato? Ah, perché non ho visto la barca con l'elicottero? Vedi, queste sono tutte le barche di sgrandazzoni. Vedi? Quella, vedi, se diventi miliardario me la puoi regalare. Quella titania con le scarpe. Questa, sì, me la stacco dietro al camper. Esatto, quella con i due poponi sopra. Ma grazie per quello, per i poponi. Anche la moto d'acqua, se capisci? Ma sì, che figa questa, con i gerani, i balconi. Ma sì, guarda, le grondaie anche, hai visto? Guarda che bella. Non so, vieni anche in camper riesci a fare queste manovre qua. Vedi tu? Qua pin pianeo, tac tac. Eccolo!
sigari!